Ben ritrovati gentili telespettatori con la pagina informativa di Canal Furlan. Siamo all'esterno dell'IKEA, protesta civile da parte di coloro che stanno ancora aspettando, ma nessuno vi sta dando le risposte. Sì, diciamo che abbiamo incominciato a vedere un po' di movimento da quando i sindaci si sono interessati alla faccenda. Quando abbiamo chiesto aiuto ai sindaci abbiamo visto incominciare l'interessamento su di noi. Possiamo dire che la politica, se vuole, può ottenere, no? La politica si può ottenere, però tutti si nascondevano dietro un dito, soprattutto gli alti livelli della politica, e solo quando i sindaci, come in questo caso, hanno voluto darci una mano, allora abbiamo visto tutti quanti uscire dall'ombra. Riuscirete poi alla fine a ottenere in parte quello che vi spetta? Lo so, noi è un anno che stiamo agonizzando e prendiamo porti in faccia continuamente, però c'è sempre un rimbalzo di tutto quanto. Sì, è un classico italiano, ma questo è dovuto soprattutto a politici che non hanno la forza ma anche i cosiddetti mezzolegani. I cosiddetti mezzolegani, che qui in Friuli è anche un dato di fatto. È un fatto. Ma soprattutto è poi una giustizia lentissima che rischia di farci morire tutti quanti e raggiungere lo scopo di questa gente, insomma. Presente a questa manifestazione il presidente della provincia di Udine, ma anche il presidente della provincia di Gorizia, chissà perché, no? Però Udine c'è. Udine c'è, ma penso che l'amico Gherghetta condivida questa protesta. È un modo di essere vicino ai dipendenti, ai lavoratori, a coloro che aspettano di essere pagati per lavori fatti, perché tutti constatiamo i lavori che sono stati realizzati, questo centro sta funzionando e quindi è giusto che chi ha fatto i lavori abbia il diritto di riscuotere il compenso che era stato pattuito. Purtroppo questo non avviene, ecco perché siamo qui per segnalare questa necessità e questa esigenza di colmare, insomma, questo debito rapidamente. Ecco, viene da dire siamo in Italia. Ma viene da dire, insomma siamo in Italia sì, ma i metodi sono forse di altre latitudini italiane, qui siamo un po' vicino alla Mitteleuropa, ai paesi tedeschi, dove questi metodi forse non sono tanto usuali o tanto quotidiani. Non è bello, ecco, questa metodologia, non aiuta certo a crescere l'economia di tutti. I sindaci sono presenti qui con la fascia tricolore, voi invece avete la fascia viola per protestare civilmente, soprattutto per chiedere il vostro diritto. Sì, volevo ringraziare i sindaci che sono presenti, c'è anche la partecipazione dell'onorevole del Movimento 5 Stelle Rizzetto, ringrazio anche l'onorevole Prataviera della Lega Nord che ha fatto un'interrogazione parlamentare nell'arco di 2 settimane da quando gli ho posto la questione, mentre la Regione Friuli e la provincia e il comune è da lontano febbraio del 2014 che li scriviamo e gli abbiamo presentato i problemi che sono sorti in questo centro commerciale. Dunque lei non ha ancora ricevuto, risposta insieme ai suoi colleghi? No, non abbiamo ancora ricevuto la risposta, anzi noi abbiamo anche un decreto ingiuntivo esecutivo verso l'impresa e ne abbiamo fatto anche un altro verso Villesse Shopping Center che però deve ancora arrivare all'esecutività e l'ingegner Fogliata non si fa neanche trovare dal curatore fallimentare, insomma. Onorevole Rizzetto, che lei è presente quest'oggi a questa importante manifestazione perché giustamente chi lavora ha il diritto di essere retribuito. Ma questa è una cosa fondamentale, nel senso che il lavoro va sempre pagato, dopodiché ci sono altre problematiche, andiamo a scoprirle. Io sono qui appunto per interrogare le persone, per guardare negli occhi i sindaci, ma soprattutto le persone che qui hanno aziende. Non vedo persone giovani, vedo anche persone giovani, ma vedo imprenditori di 50-60 anni che rischiano di chiudere la propria attività perché non vedono pagato un loro credito, e quindi mi sembra un qualcosa quantomeno da approfondire, è in regione, è in provincia e anche direttamente a Roma. Senta, la domanda nasce spontanea, siamo in Italia purtroppo. Siamo ancora in Italia, io spero e penso proprio di sì, però ripeto, questo è un qualcosa che può mettere in ginocchio decine e decine di lavoratori in una regione già a tutti gli effetti in ginocchio rispetto al problema lavoro, quindi siamo qui per capire, insomma io vedo anche tanti amministratori locali, questa è una cosa
cosa che mi fa enormemente piacere, che stanno vicino a queste aziende, a questi imprenditori, a queste persone che sono sotto Natale, per così dire, abbastanza disperati perché vedono probabilmente il lavoro di una vita, anche con questi crediti che non riescono a recuperare, andare a finire fondamentalmente. Beppino Zoppolato, c'è un cartello che dice benvenuti, ma qui c'è poco da dire benvenuti, no? Sì, quando uno tende a non comportarsi bene, dopo ti dice benvenuto, ti fa il bel sguardo davanti. Il problema reale è che tutto questo nasce dal fatto che Villesi Shopping Center ha promesso che avrebbe pagato in delegazione passiva tutti i lavori. Siccome Villesi Shopping Center si chiama Ikea, quindi noi abbiamo ripreso a lavorare perché tutti avevano interrotto i lavori. Questo centro commerciale qua probabilmente non sarebbe mai finito se non interveniva Villesi Shopping Center a dire pago in delegazione passiva. Solo che Villesi Shopping Center dopo il 5 di dicembre dell'anno scorso ha detto il centro è finito, io non pago più perché ho già dato tutti i soldi ad Arco. Ma nei nostri contratti c'era un contratto che diceva che pagavano in delegazione passiva fino alla fine. Quindi adesso ci troviamo in queste condizioni qua. In prospettiva, quali obiettivi a livello sociale avrete? Perché opererete sempre più nell'ambito del sociale. Più andiamo avanti e più vediamo che siamo coinvolti in ambito sociale, anche perché coloro che cominciano a conoscere l'IPA, i nostri fini, i nostri scopi, ci chiedono di intervenire, ci chiedono di collaborare. Ultimamente a Tarvisio c'è stato il congresso provinciale dei donatori di sangue e l'IPA ha partecipato collaborando con la polizia municipale. Praticamente avevano queste pettorine gialle con scritto IPA dietro e collaboravano per il traffico, perché eravamo più di 3.000 persone e pertanto quei pochi che erano agenti di polizia municipale di Tarvisio non erano sufficienti per poter coordinare il traffico. E così è intervenuta lì l'IPA. Oppure durante i giochi invernali e qualche volta estivi quando è possibile, delle persone disabili. L'IPA collabora offrendo loro qualsiasi cosa di ristoro, oppure non solo ristoro ma anche un aiuto tecnico, materiale, aiutando non so, la persona che è non vedente a fare con le ciaspe andare su sulla neve, oppure la persona che non ha gli arti, allora insieme seduto sulla carrozzina con gli sci sotto lo spinge, lo aiuta. Ecco, questo è il nostro aiuto e ogni anno che passa c'è sempre questa richiesta da parte delle autorità comunali, provinciali, di altre associazioni di poter collaborare con loro e dare una mano. C'è partecipazione da parte dei giovani, anche nuovi associati, o volete lanciare un messaggio in tal senso? Io ne approfitto, lancio un messaggio ai giovani. L'IPA non può andare avanti solo con gli anziani, tra virgolette. Prima o poi gli anziani dovranno pur smettere anche loro, perché hanno anche altre attività, come il nonno sitter, come faccio io. E pertanto non è che possiamo stare dietro a tante cose. Ecco perché abbiamo bisogno di giovani, ma giovani volenterosi, che possono dedicare qualche ora del loro tempo ad aiutare le persone insieme, far conoscere cos'è l'IPA e poter dare un sostegno alla collettività. Il sindaco di Udine Onsel risponde alle critiche dei cittadini dicendo: per noi parla una classifica del Sole 24 Ore che ci mette tra le città in Italia maggiormente vivibili, tra le città migliori. E l'opposizione invece cosa ne pensa? Il sindaco Onsel tira fuori le classifiche ogni volta le pare comodo, a volte mettono male e fa finta di nulla, a volte va bene e le tira fuori, ma il problema non è quello lì, lui sappiamo che deve tirare l'acqua al suo mulino, ma le realtà della città sono del tutto diverse. Qui i commercianti e i cittadini si lamentano, non è da sottovalutare, perché poi alla fine saranno loro a decidere delle sorti della città, non sarà sicuramente solo le 24 ore. Secondo lei saranno utili per dare maggiore riscontro, per coinvolgere maggiormente i residenti, le emoticon verde, gialla e rossa per ragionare e dare il proprio parere sui servizi? La nuova proposta dell'amministrazione? Può essere visto come un esperimento un po' ludico, ma mettere le faccine su determinati problemi credo che sia molto riduttivo. Si può aiutare, ma è molto riduttivo. Io sono convinto che forse una parte descrittiva da lasciare aperta ai cittadini per potersi esprimere, a dare delle consigli, delle proposte, delle idee, andava verso la direzione giusta. Anche l'assessore Venanzi è intervenuto per quanto riguarda il centro, la valorizzazione del centro storico, questo centro commerciale naturale, invitando tutti gli attori ad una maggiore collaborazione.
collaborazione. La vostra collaborazione in cosa si concretizza? Sentire parlare del centro commerciale naturale sia veramente un qualcosa di strano. È quasi 8-9 anni che ne sente parlare e naviga lì nel limbo. Noi siamo convinti che sul centro ci vuole intanto una regia unica che metta d'accordo politica, commercianti in un tavolo tecnico per delle strategie che siano comuni. Il nostro apporto è sempre positivo per quanto riguarda la parte del centro, poi bisogna anche decidere su un piano del traffico che è ancora ambiguo, non si capisce se, parlando del centro storico, sia una zona ZTL o area pedonale, se deve essere chiuso o deve essere aperto. Certo che così, con una situazione ibrida, non fa bene a nessuno. Franco Bulfoni questa sera ha presentata la quinta edizione del torneo delle società del Friuli Venezia Giulia, organizzata dal Centro Sedia Calcio, che si svolgerà da gennaio fino a maggio, poi con le finali. Prima parte fase eliminatoria, poi tra aprile e maggio insomma ci saranno le cosiddette finali. Ancora una volta possiamo sottolineare un successo, visto che siete partiti dal 2011 con 18 squadre, si arriva a 50 e forse si aggregherà ancora qualcun altro. Sì, devo dire la verità, il merito va a gran parte a Ennio Pizzamilio e a altri suoi coetanei che lavorano a questo progetto. Io come presidente e anche il segretario gli stiamo vicino, stiamo lavorando tutti insieme, naturalmente è un team molto affiatato e devo dire la verità, siamo molto soddisfatti. Quindi noi dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questo torneo. Abbiamo delle idee nuove ancora da mettere a fuoco e mettere anche, diciamo, cercare di allargarlo. È un impegno molto grosso, però diciamo che sinceramente è nelle nostre possibilità e quindi vediamo quale sarà il risultato e quale sarà l'obiettivo. Senti, senza tanti giri di parole, no? Adesso passiamo un po' dal lei al tu per, come si dice, mollare un po' la presa. Quello che conta è che questo torneo può essere paragonato a livello nazionale a una fucina vera e propria, no? Di giovani talenti. Sì, devo dire che quest'anno poi è stata una cosa che anche per noi è stata un po', diciamo, una sorpresa, perché tutte queste società che hanno voluto aderire a questo torneo, Pizzamilio a un certo punto diceva siamo a 36, siamo a 40, siamo a 42 e io dicevo non lasciare nessuno, Ennio, tutti cercheremo in qualche maniera di accontentarli, cercheremo in qualche maniera noi di spendere un momentino di tempo di più e a organizzare, però dobbiamo accontentare, dobbiamo far crescere questo torneo. Devo dire la verità, sono molto soddisfatto di questo ed è un discorso anche alla fine per la nostra società è un discorso anche di sopravvivenza, perché poi più si lavora, più si guadagna, diciamoci le cose come stanno. Sì, nello sport è così e quindi i costi sono alti, i contributi non ci sono e facciamo in tutte le maniere per arrivare a qualche cosa e quindi abbiamo capito che dobbiamo sopravvivere da soli con le nostre forze e questo è quanto diciamo cerchiamo di fare. Allora, non resta che dire buon campionato a tutti. Grazie, devo ringraziare anche voi di Telepordenone che siete sempre disponibili a questi eventi, a venire a filmare questi eventi e a portarli alla conoscenza di tutto il pubblico. Grazie.